Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Passiamo un po' e con noi sulla nostra mongolfiera che veleggiamo, si può dire veleggiare, no? Perché non è una vela, si balla, va bene, con noi, con me, come Omar ci si impalla lungo la sfera della nostra cara amica terra. Con me Omar, ciao Omar da Liegi. No, aspetta, ecco, vedi, avevi il microfono chiuso, vai. Ecco, benvenuti a tutti sulla nostra mongolfiera, un saluto da Liegi. Bene, con me c'è anche Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori e gli ospiti che ci racconteranno un sacco di cose molto interessanti. Abbiamo con noi anche da Gerusalemme sulla nostra mongolfiera Edoardo Menegazzo, ciao Edoardo. Edoardo non ci sente. Non ci sente. Il microfono. Con noi, se vuoi... Buonasera a tutti. Se vuoi interloquire con gli altri ospiti, fallo pure, e andiamo con la prima base musicale, che sono le musiche di City Wendland, natalizie ovviamente, visto che questa è l'ultima puntata prima del Natale, del Christmas Song, City Wendland. Non si sente niente. Non ci abbandonare, se no la nostra mongolfiera ballottola di Baudelaire. Rossella, che in the snow, everybody knows, so tricky dreaming of Christmas to make with every Christmas card. Tiny tots with their eyes all aglow, we find it hard to sleep tonight. They know that someplace on its way, he'll out a lot of times from his sleep, and every mother's child is gonna spy. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols been sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
with their eyes all aglow with fire consciously tonight. They know that time flies on its way. He'll out a lot of times on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if Brady really knows how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother child is gonna spy to see if you really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Bene, Merry Christmas, CT Benderend. Passiamo subito con la nostra mongolfiera, viaggiamo verso il sud Italia, verso la Campania, in provincia di Avellino. Chi troviamo, Rossella? Benvenuta Tina, siamo molto contenti di averti con noi. Buonasera. E allora abbiamo chiamato Tina perché insomma si parla tanto di diritti umani e anche di violazione dei diritti umani in questo periodo, purtroppo in modo particolarmente pesante, e tra l'altro alcuni giorni fa c'era la giornata internazionale per i diritti umani. Allora Tina, intanto vuoi ricordarci brevemente che cosa intendiamo quando parliamo di diritti umani? Sì, quando parliamo di diritti umani parliamo di quell'insieme di diritti che sono inalienabili e che spettano a tutti e a tutte senza distinzione alcuna, a prescindere dalla religione, dal gruppo etnico, da dove sei nato, dall'orientamento politico e del genere o della religione. È importante ricordare che sono diritti fondamentali e universali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono essenziali per la dignità, per la sopravvivenza, per lo sviluppo degli esseri umani. E quello che bisogna sempre ricordare quando si parla di diritti umani è che sono un insieme di diritti indivisibili e interdipendenti. Quindi se vogliamo garantire il diritto, non lo so, alla salute, non possiamo non pensare al diritto all'acqua, il diritto alla vita ovviamente,
è fondamentale, alla libertà di espressione, sono tutti diritti che nell'insieme appunto garantiscono la pari dignità, come recita il primo articolo, a tutte le persone e la Carta internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti umani, perché insomma noi la dichiariamo così, non più diritti dell'uomo, insomma, ma diritti umani, per usare il linguaggio più inclusivo, appunto è nata nel 1948 e quindi ha compiuto 75 anni da poco e rimangono ancora un testo di riferimento fondamentale. Sono un testo universale, condiviso appunto da tutto il mondo, da tutte le religioni. Ci sono studi anche filosofici importanti, interessanti, che raccontano di come le regole dei diritti umani siano poi presenti in molti testi religiosi. E appunto molto interessante questa cosa, no? Perché proprio nella zona dove adesso i diritti umani sono violati in modo incredibile, inaspettato, non so, possiamo continuare, è anche una zona dove le religioni sono nate e così magari ci potremmo aspettare magari sì, la cosiddetta Terra Santa, no? Come qualcuno la chiama, e invece dal 7 ottobre in poi quello che abbiamo registrato anche noi come Amnesty International con i nostri rapporti, le ricerche con anche ricercatori e numerose interviste, analisi tecnologiche appunto delle mappe di quello che c'è e di quello che c'era. E abbiamo appunto raccontato una sistematica violazione dei diritti umani e numerosi crimini di guerra, perché quello che non viene raccontato abbastanza è che le guerre hanno delle regole e sicuramente la regola numero 1 di tutte le guerre è che i civili non possono diventare un obiettivo e che qualsiasi tipo di attacco non può giustificare appunto la presa di mira, lanciare una bomba o un razzo su un palazzo abitato da civili, non può essere indirizzato su una strada che viene considerata sicura e che se si decide che quell'area, quel territorio viene considerato un obiettivo militare, questa informazione deve essere data e bisogna dare al tempo alla popolazione civile di evacuare. In realtà questa regola non è stata rispettata da nessuno, perché il 7 ottobre con appunto l'attacco da parte dei gruppi di Hamas sono state uccise 1200 persone, tra cui civili, sono stati presi civili in ostaggio e questo è un crimine di guerra. Israele ha risposto con una vendetta che oggi parla di 19.000 persone uccise, di cui il 70% sono donne o minori. Un numero spaventoso se pensiamo che parliamo di 2 mesi e mezzo, un attacco alla società civile impressionante. Sono stati colpiti anche ospedali, sono state colpite strade che erano state dichiarate strade sicure per la fuga e abbiamo ad oggi 1.700.000 persone che sono sgombrate, cioè senza casa, che hanno dovuto lasciare le loro case, le loro abitazioni senza preavviso, senza via di uscita, via di scampo, perché poi ai bombardamenti in corso dobbiamo aggiungere la situazione sanitaria che è disastrosa. Sappiamo bene che la striscia di Gaza era già prima del 7 ottobre definito un carcere a cielo aperto, un territorio che viveva di beni di prima necessità, di aiuti umanitari che arrivavano dall'estero, di un centinaio di camion che arrivavano ogni giorno, scusate, per portare beni di prima necessità, e adesso questi container, questi camion non possono passare con la stessa facilità, quindi ci sono bambine che muoiono di fame, malati, persone che sono state colpite, che muoiono per mancanza di cure, di medicinali.
I cooperanti che sono rientrati in Italia hanno raccontato di medici che operano con l'aceto perché non c'è più disinfettante, manca qualsiasi cosa e manca, come dire, la fedeltà a quei principi appunto dei diritti umani che dicevamo prima. Ascolta Tina, quale può essere il ruolo di Amnesty in questo contesto? Beh, noi quello che stiamo facendo è cercare di fare pressione sul governo italiano e insieme con le altre sezioni a livello europeo, a livello di Nazioni Unite, per cercare di raggiungere quel punto fondamentale che è un cessate il fuoco permanente. La situazione umanitaria è a livello appunto, è disastroso, è tragico, la gente sta iniziando a morire di fame, muore per le infezioni e non sa dove andare. Le persone non sanno dove scappare, non sanno dove rifugiarsi, perché anche quello che veniva considerato sicuro non è sicuro, e quindi l'unica cosa a questo punto è ottenere un cessate il fuoco permanente che possa garantire l'accesso delle medicine, l'accesso appunto dei beni di sopravvivenza, che possa garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e possa garantire, cosa che credo sia come dire, nell'interesse sia di Israele che dei gruppi sia di Hamas, indagini indipendenti per quello che è successo, perché ci sono ancora tante cose che vanno chiarite e ci sono ancora dubbi sul famoso bombardamento dell'ospedale, su chi abbia colpito l'ospedale o Infatti, meno. com'è finita poi quella storia? Non si sa. Ci sono ancora in corso accertamenti, noi non abbiamo ancora concluso, anche perché in realtà il modo più semplice per capire chi abbia bombardato quell'ospedale sarebbe stato quello di mandare un gruppo di esperti indipendenti che recuperati i pezzi, i frammenti del razzo, della bomba che hanno colpito l'ospedale, avrebbero potuto identificare la provenienza, perché ovviamente il materiale militare in possesso dell'esercito israeliano è diverso dal materiale in possesso di Hamas e dei gruppi armati, quindi sarebbe stato facile, come dire, non dico facile, facile per gli esperti, ecco, per chi fa questo lavoro, però identificare le responsabilità. E poi quello che facciamo è richiamare l'attenzione al rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, cioè probabilmente se le risoluzioni delle Nazioni Unite fossero state rispettate negli anni, oggi non saremmo a questa situazione. Smantellare l'occupazione, smantellare il sistema di apartheid, perché quello che noi abbiamo dimostrato con un rapporto dello scorso anno è che dal 1948 in poi i governi israeliani che si sono susseguiti non hanno fatto altro che costruire, alimentare un sistema di apartheid che non fa altro che trattare tutta la popolazione palestinese come cittadini e cittadine di serie B, cioè persone che non possono muoversi liberamente, che non possono decidere dove andare, che in alcuni casi non sanno di che cosa vivere e che sono controllati in qualsiasi loro movimento. Ci sono città in Cisgiordania in cui c'è una telecamera ogni 5 metri, cioè vuol dire che essere palestinese in Cisgiordania vuol dire che sei controllato in qualsiasi cosa fai e che ci sono attivisti che vivono nel panico, perché ovviamente entra dentro di te anche una paura di fare qualsiasi cosa, perché poi c'è un ordine militare in Cisgiordania, il 101, che dice che se 10 palestinesi si incontrano, parlano fra di loro e un militare pensa che quello che stanno dicendo possa minare la sicurezza di Israele, sono autorizzati ad arrestarli. E sono ovviamente linee molto ampie che lasciano una certa discrezione nell'arrestare chiunque. Sì, poi sì, tra l'altro sappiamo che c'è la detenzione amministrativa, Esatto. no? Per cui
per 6 mesi rinnovabili, credo 2 o Sì, 3 ci sono volte, ecco. persone che vengono arrestate e detenute per mesi, a volte anche per anni, senza avere un processo, con accuse vaghe, nella totale mancanza del rispetto degli standard internazionali del giusto processo. E insomma, può capitare un po' di tutto. Per il resto abbiamo avuto anche un cittadino italo-palestinese che è stato arrestato per più di un mese e non si capiva perché fosse stato arrestato, in che situazione fosse, quale fosse l'accusa, se fosse in detenzione amministrativa o meno, e insomma tutte quelle situazioni che appunto in una democrazia non dovrebbero essere registrate. E a tutto questo dobbiamo aggiungere il totale regime di impunità nei confronti dei crimini commessi dall'esercito israeliano, oltre che dai governi che emettono leggi discutibili. Pensate che per noi, per Amnesty, l'ultima volta che un militare israeliano è stato processato e condannato per un crimine commesso nei confronti della popolazione palestinese era il 1987. Dopodiché è andato tutto benissimo. Non ci sono più stati procedimenti che sono arrivati a buon fine, eppure basti pensare a tutti gli episodi registrati e denunciati in cui i militari israeliani, per esempio, proteggono i coloni che in Cisgiordania vanno e sgombrano le case o vanno a rovinare i campi di alberi di ulivo, che esercitano la violenza in maniera indiscriminata e fuori controllo. Qualcosa che non può essere giustificato perché i territori palestinesi sono occupati appunto dal 67 e anche in questo caso la forza occupante, il paese occupante dovrebbe comunque garantire i diritti fondamentali del paese occupato. Quello che noi abbiamo sempre registrato in realtà è solo un eccessivo uso della violenza e forme di torture e maltrattamenti nei confronti dei detenuti e delle detenute e appunto una continua applicazione del doppio standard. Tina, volevo chiederti in quali altri paesi ultimamente, adesso in questo momento manca del tutto dei diritti umani, ovviamente a parte la Palestina e l'Israele, il conflitto che c'è in questo momento. In quali altri paesi Amnesty si sente in dovere di entrare e proteggere chi non ha i diritti? La lista è lunga, molto lunga, però se ho dello spazio, ecco, vorrei raccontare brevemente il lavoro che facciamo di denuncia nei confronti Certo. delle donne iraniane, non solo le donne devo dire, perché 2 settimane fa abbiamo diffuso un nuovo rapporto sulle violenze sessuali nei confronti di manifestanti, delle e dei manifestanti iraniani del movimento Donna Vita Libertà. E è un argomento molto crudo e crudele, però credo che sia importante raccontarlo perché abbiamo intervistato e portato testimonianze di ragazzi e ragazze che sono stati stuprati dai militari iraniani, a volte nei furgoni per strada, a volte nei centri di detenzione, a volte nelle stazioni di polizia, che sono stati stuprati oralmente, analmente, a volte appunto attraverso la vagina nel caso delle donne e con atti sessuali sia con bottiglie, con tubi, manganelli, quindi come dire non solo violenza, ma proprio la volontà di voler distruggere fisicamente e psicologicamente queste persone. E tra le testimonianze che abbiamo trovato c'è anche una ragazzina di 14 anni, un ragazzino di 16, quindi persone anche molto giovani, e alcune di loro ci hanno raccontato che ovviamente dopo uno stupro di gruppo in un furgone della forza di polizia iraniana ovviamente non hanno più avuto la forza di fare nulla e alcune di loro hanno pensato anche al suicidio perché non riuscivano a trovare
come dire, una forza per andare avanti, anche perché in Iran, quando alcune di queste persone hanno cercato di denunciare la violenza subita, in realtà hanno trovato 1 milione di ostacoli e hanno alla fine dovuto ritrattare, e ci sono dichiarazioni in cui qualcuno dice appunto di essersi confuso o di non ricordare bene, quindi di ritirare la denuncia. Questo ovviamente per paura delle ritorsioni nei confronti delle famiglie, ed è chiara la volontà di umiliare, di distruggere i sostenitori e le sostenitrici di questo movimento, perché ad alcune di loro è stato urlato mentre venivano stuprate: ma in fondo era questo quello che volevate la libertà e noi vi stiamo dando la libertà. E però voglio raccontare insomma veramente questa storia di una ragazza che, nonostante sia stata stuprata in carcere, abbia poi deciso di ritornare in piazza a manifestare. Ha avuto, come dire, la forza, il coraggio, dicendo non l'avranno vinta, cioè io non mi voglio arrendere. Se pensano che così hanno distrutto la nostra forza, la nostra resistenza, io non voglio farglielo pensare, non voglio dargli nessuna soddisfazione da questo punto di vista. Ed è importante ricordarlo perché ovviamente con le violenze del 7 ottobre tutte le altre crisi che ci sono in giro per il mondo sono state un po' abbandonate, no? Dalla grande comunicazione. Anche se devo dire, la comunicazione su che cosa sta succedendo in Israele e Palestina è abbastanza problematica, secondo me, in Italia, nel senso bisognerebbe concentrarsi di più su un'analisi, su riportare i fatti e riportare la discussione sul rispetto dei diritti umani e della giustizia in generale. Perché se non si parla, se non si rimette al centro del dibattito l'idea di giustizia, perché chi ha subito un torto, un crimine, che sia nelle strade di Teheran o appunto a Gaza City, se non si rivedrà riconosciuta la giustizia e la responsabilità per chi ha commesso quei crimini, sarà difficile, come dire, superare qualsiasi tipo di conflitto sociale, di conflitto anche violento come sta succedendo. E poi ci sono tantissimi paesi in cui ci sono delle crisi che possono scoppiare in qualsiasi momento. C'è un paese come l'Egitto che, come dire, è vicino all'Italia per 1000 motivi, per 1000 storie, in cui appunto se ne parla poco, sembra essere diventato un nostro partner nella gestione di tante cose, ma è anche un paese che detiene 60.000 prigionieri di coscienza, cioè persone che sono detenute e a volte anche solo per aver fatto un post TikTok, per aver fatto una denuncia di violenza sessuale o per aver postato una vignetta contro Al-Sisi. E questo paese appunto in cui la libertà di espressione, di manifestazione, che dicevamo appunto essere parte dei diritti umani fondamentali per ognuno di noi, sono completamente calpestati, dove l'opposizione non esiste, non ha proprio senso la parola. E d'altronde sappiamo come è andata a finire la vita di Giulio Regeni, no? E anche quanto sia difficile ancora dopo ormai parecchi anni riuscire a venire a capo, anche se le cose sono chiarissime, ma da un punto di vista processuale si stenta ancora. Tina, ci stai dicendo delle cose molto difficili da ascoltare, ma molto importanti. Se avrai tempo fra un giro e l'altro, sappiamo che appunto siccome sei la coordinatrice delle campagne di Amnesty, sei molto impegnata in giro per l'Italia e forse qualche volta anche qualche puntata all'estero, però se avrai tempo ti ascoltiamo molto volentieri perché appunto Gianluigi faceva una domanda molto importante e temo che la risposta sarebbe molto lunga e anche tra l'altro per parlare di paesi dei quali non si sente mai neanche nominare il nome, insomma, invece sì. Certo. Quindi io ti ringrazierei intanto
e ti diamo appuntamento a una prossima, se avrai tempo e voglia, puntata. Assolutamente, grazie a voi per l'invito e buona continuazione, buona serata. Ciao. Grazie, ciao. 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 Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas Barbera e champagne, stasera beviam per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà. Vediamo un po' con noi Silvia Favarato, esperta di vino. Bentornata Silvia. Ehi, ciao. Grazie. Un po' più forte, Allora, Silvia, se puoi parlare. allora aspetta che mi sentite bene, alzo un po' l'audio. Alza un po' l'audio, grazie.
Vediamo subito di... Se riesci, Adesso se come no, va? meglio. Certo, bene. certo che riusciamo a fare tutto. Allora, io stasera parlerò della spumatizzazione. Perché siamo sotto Natale. Perché siamo sotto Natale, Viva le esatto, posticine! esatto. È periodo di brindisi con gli amici, con i parenti, con i colleghi di lavoro, È periodo sempre un periodo giusto per festeggiare con chi si vuole bene. E la bollicina sicuramente è quella che accompagna questo periodo, Certo. Quando parliamo di spumantizzazione è una parola molto molto generica, ok? Che racchiude un po' i diversi tipi di lavorazione di vino, ma realmente che cos'è la spumantizzazione? Che cos'è? La Lo so. spumantizzazione è un processo che dal vino, da una cuvée di un vino fermo, ok, si ottengono delle bollicine. Le bollicine possono essere fatte in diversi modi. Quello più in questo momento più utilizzato, perché è molto facile commercializzarlo, è il metodo sciarmato Martinotti. È praticamente una fermentazione fatta in autoclave. Il vino viene prima lavorato in cantina, viene fatto tutto il processo di vinificazione e poi vengono fatti 1 o 2 passaggi in autoclave dove viene aggiunta dell'anidride carbonica e poi viene messa in bottiglia. Questo processo fino a pochi anni fa veniva utilizzato soprattutto per i vini dolci. Perché? Perché dà la possibilità di mantenere gli aromi primari, no? E quindi è un vino, rende questa bevuta molto, molto semplice, facile, come il brachetto, Sì. come potrebbe Lo essere... Lo conosci il brachetto? Sì, Sì. sì. Tutti gli spumanti dolci, anche il Fontana Fredda, ora mi viene in mente insomma quelli più I fiori eh, d'arancio, i fiori d'arancia, quello dei esatto, dei coli colli. urbani. Esatto, esatto, tutti questi vini piacevoli. A un certo punto qualcuno ha pensato anche di non utilizzarlo solo per quanto riguarda i vini dolci, ma anche per quelli un pochino più aromatici. E lì nasce quello che è il Prosecco, perché il Prosecco è un vino di pronta beva, un beverino dolce piacevole e a tempo stesso anche facile da produrre. Ma È il metodo facile anche da classico, guadagnare. sì, perché ha come si dice, un tempo, diciamo, Di un produzione. tempo di produzione molto più breve rispetto a quello che è un metodo classico. Il metodo classico, chiaramente, come dice la parola, è classico. Nasce in Francia, tantissimissimi anni fa, da un frate che non si capisce tanto bene la storia perché non ci sono poi dei dati certi di come sia arrivato a crearlo, se per sbaglio o se per poterlo trasportare a lungo, in viaggi lunghi, ma comunque un frate che è Dom Pérignon inventò questo sistema che praticamente sempre con una cuvée di vino fermo, all'interno della bottiglia vengono aggiunti i Saccharomyceti, i Saccharomyces. Cosa sono i Saccharomyces? Oh. Sono il comunissimo lievito di birra. Se è vero che il lievito di birra fa fare tante belle bollicine al pane, ok, e a tutte le farine, è anche vero che fa fare delle belle bollicine anche all'interno delle bottiglie. Di Ok. vino e di birra.
Anche la birra, esatto. Ma io sto guardando queste bellissime immagini che Gianluigi sta mandando adesso sul nostro canale YouTube e ci sono dei disegni favolosi, complimenti, con degli schemi pazzeschi. Sì, dove è facile Vorrei dire che io a fare queste cosine. Ora io non le sto vedendo, se mi dite un attimo all'incirca Sono quale i ha mandato, disegni, così vi racconto un po' la i lavorazione. disegni metodo tradizionale Del metodo francese. classico, ok, Adesso metodo tradizionale francese, ok. Allora, all'interno di questi disegni troverete la diraspa pigiatrice, se non mi ricordo male, praticamente dove il vino, l'uva viene raccolta, viene messa all'interno di queste diraspa pigiatrici che servono per pressare il vino, e già lì parte una fermentazione naturale. Perché? Perché la buccia dell'uva ha già al suo esterno una sostanza molto appiccicosa che si chiama pruina, ok? Dove rimangono attaccati una serie di lieviti, che sono dei lieviti indigeni. Già lì parte una prima fermentazione, comunque poi viene poi messa all'interno dei silos con il controllo delle temperature e viene fatta la vinificazione, poi viene fatta l'assemblaggio dei vini e quindi creato il blend, o in francese cuvée, e vengono poi messi in bottiglia. Per ogni singola bottiglia viene messa le liqueur de tirage, che è il liquore, il liquido con cui parte la prima fermentazione, come vi dicevo, dove all'interno ci sono i Saccharomycetes, cioè il lievito di birra, e la singola bottiglia viene messa sopra una coroncina, dove si vede la pressione che all'interno avrà la bottiglia. Queste bottiglie vengono tutte messe sopra un cavalletto, ok? E questo cavalletto ha la funzione molto molto importante, perché quel cavalletto ogni un po' di tempo arriva chi si occupa della cantina e gli dà un quarto di giro. Eccolo Questo qua. quarto di giro Ecco qua, lo sto mettendo adesso il quarto di giro. Ok, questo quarto di giro fa sì che diciamo, il fuoco non si depositi mai. Questo lavoro viene fatto per 1 anno e mezzo, 2, anche 3, 4 a volte, ok? E permette al vino di riposare e far sì che vengano fuori delle cose veramente eccellenti. Poi a un certo momento viene tolto questo tappo, ok, dove c'è questo specie di manometro, ok, e viene messo il tappo. Prima di mettere il tappo viene messo un goccino di riabbocco del vino che si chiama liqueur d'expédition. Ogni azienda ha il proprio liqueur e fa sì questo liqueur che caratterizzi quel vino che solo quell'azienda conosce e fa e produce. Per cui ogni spumante, ogni metodo classico, ok, è a sé. Perché ci mettono questa aggiunta alla fin fine? È l'aggiunta, diciamo, che caratterizza l'azienda, caratterizza, sì. È una firma, dai, una firma. Esatto. Sì, Però esatto. il tipo di uva deve essere però... Che tipo di uva? Allora, di solito quando la cuvée viene fatta con lo Chardonnay, il Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Nero, ok? Questi sono i 3 vini, però non c'è, diciamo, un obbligo sulle percentuali all'interno della cuvée. Ogni azienda la fa a modo suo, oppure tengono dei blanc de blanc, dei blanc de noir, un mono vitigno, a seconda della scelta che l'azienda fa. O quando si parla di blanc de blanc si parla di uve bianche,
perché sapete, no, che il pino nero è bianco. Sapete, no, Il però pino nero va bene. Il pinot Se nero ce lo è dici tu, bianco, ci c'ha l'uva becchiamo. bianca, c'ha i chicchi bianchi. esatto, ha la Ah, buccia nera, ma al suo interno è un bianco a tutti gli ah, effetti. Per cui quando si parla di blanc et noir, quindi bianco in nero, si parla solo ed esclusivamente di Pinot Nero, perché è un blanc et noir. Invece quando vedi. si parla di blanc et blanc vuol dire che c'è lo Chardonnay e il Pinot Meunier e non c'è il Pinot Nero. Mm. Ascolta, allora vedo un bello schemetto che si capisce dallo spumante secco allo spumento dolce. In pratica dipende dal contenuto degli zuccheri che ci sono, no? Vedo. Esatto, esatto. Praticamente ci sono diversi tipi di scale per definire lo spumante. Tante volte troviamo in etichetta delle scritte che uno dice ma di Extra cosa dry, stiamo brut, parlando? esatto. Esatto. Allora, quello, come dicevi te prima, che differenzia una dall'altra è proprio il residuo zuccherino che sta all'interno. E partiamo Ma è questo, scusami, è dal questo non lo troviamo in etichetta? Quanto zucchero c'è? certo, Ah sì? La prossima non c'è volta scritto Eh. quanto zucchero c'è scritto brut. Ah vabbè, però non... Tutte extra dry, allora non Eh, capisce. però Questi li conoscete perché di solito no, perché quelli lo più... sta leggendo, perché l'ho messo sul coso, per quello. Ah, comunque di solito diciamo che quelli che vanno per la maggiore sono il brut, l'extra brutto, l'extra dry, insomma, che sono diciamo quelli centrali, ma soprattutto poi per chi è amante delle bollicine, alla fine va sui padosè, i dosaggi zero, no? Sì, ma Eh, e pa- quindi scusa, per capire, lo spumante cinzano, quello dolce, è perché ha superiori 50 grammi litro di zuccheri? esatto, Ah, boh, ok. ok. Ma Che questo che però tipo di zucchero è, scusa? Cioè, esatto, che però non vi dovete immaginare che viene aggiunto lo zucchero di canna piuttosto che lo zucchero, vi dovete immaginare che si parla di fermentazioni. quindi è l'uva Qua. stessa che dà lo zucchero. Esatto, è la percentuale, esatto. Viene bloccato, diciamo, a un certo punto la fermentazione. Ah, ok. Ma adesso il Cinzano, adesso mi dico una marca Cinzano. Che tipo di Una uva casa. è? Ora mi cogli in Ah, ti fallo. cogli in fallo. No, perché dico, Sì, perché sti no, Cinzano, Perché la ce l'hai produzione è scritto. piccola, è là in quella zona, ma fa centinaia di milioni di bottiglie di di... bottiglie. Mm. E mi cogli Ti colgo in perché fallo, va bene, la prossima sì, volta... Ma sì, perché non- Gianluigi sta sottilmente suggerendo che forse c'è qualcosa di nascosto, ma, No, non so, ho visto il ma report siccome ieri è Natale sera. siamo tutti più buoni, ci fermiamo qua. Esatto, si entrerebbe un po' in polemiche, nel senso che alcuni vini in etichetta non viene segnato proprio tutto. Non so, E infatti, Mm. i vini si dividono in vini spumanti di alta qualità, no? Proprio perché diciamo che alcuni hanno delle diciture già in etichetta e altri invece no. Mhm. Cioè è un vino da tavola preso e spumantizzato, oppure che ne so, vabbè, così. Vabbè. No, perché sai, ho visto la puntata di ieri, non so, vi invito Ecco, lo sapevo. di report, dove Pensavo di venerdì nuovo. si capisce un po' di robe, si capiscono un po' di cose, come tanti vini vengono prodotti. Vabbè. Silvia, grazie per aver capito il dolce e il secco, perché finora, almeno per me, non riuscivo a saperlo, a capirlo.
E niente, quindi bisogna brindare con chiunque prenda la sua bottiglia che vuole, insomma, se la prenda, se la Ma stappa. no, ma secondo me non è neanche per quella che vuole, ma per quello che deve fare, quello che serve, dove la deve utilizzare. Ecco, Perché la io non sommelier che credo, parla. Cioè, il dolce col Io- dolce e il secco col salato. diciamo che il dolce va per concordanza e quindi il dolce va con il dolce, mentre quello che riguarda la parte invece secca va per contrapposizione, ma qui ora si entra in altre cose ancora più tecniche. Vabbè, dai, ne parleremo la prossima volta. Alla prossima Ok. puntata. Allora, io l'unica cosa, vabbè, che volevo sottolineare, che è molto importante, secondo me, è il fatto da una parte c'è la scala della dolcezza che contraddistingue i vini, però abbiamo detto metodo, che è il metodo classico e il metodo Charmat, che sono due cose completamente differenti. Chiaramente il metodo classico ha una lavorazione tanto più impegnativa sia a livello di costi che a livello di tempo, e quindi si ha un prodotto notevolmente superiore. E poi c'è un discorso di dosaggio di zuccheri e di piacevolezza al palato, e questo l'abbiamo detto. E poi vabbè, c'era il discorso delle DOC, delle DOCG e Vabbè, quant'altro. vabbè, che ma anche quello vale anche per tutti gli altri vini, no? Il DOC, Sì. sì. Quello magari faremo una puntata sul DOC. Facciamo una puntata su queste esatto. definizioni, perché non è che siano Esatto, sempre anche così perché- scontate per noi. Anche perché a volte ce lo teniamo per noi, volevo dire acqua in bocca, anche se non ci sta col vino. Devi dire pollicine a tutti. Ecco. Va bene, grazie Silvia, buon Natale, buone feste, ci sentiremo il prossimo mese con Va qualcos'altro. Va Con bene. qualcos'altro sicuramente. Esatto. Buone feste a tutti. E buon brindisi. Ciao. Grazie, ciao. Cin, Ciao. Cin, cin, cin. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling down their reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang the stocking and say, oh pray, 'cause Santa Claus come tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He got a bag that filled with toys for boys and girls again. Here's the sleigh bells, jingle jangle, what a beautiful sight. Just forget to put up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, boy, he loves you just the same. Santa, we are the children that makes everything right. So fill your heart with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
musicale da City Wonderland e torna ora la parola al nostro Edoardo, che è rimasto con noi nella nostra mongolfiera per tutto il tempo. Hai preso un po' di freddo, Edoardo? No, io non sono freddoloso. Comunque qua a Gerusalemme ancora freddo non è. Non so in quota, ma qui... A parte che Gerusalemme comunque è alta, perché siamo sugli 800 metri. Ah beh, è altina. È alta, per questo di notte c'è una buona escursione termica, anche d'estate. Allora, e noi abbiamo raggiunto il professore Edoardo Menegazzo, che insegna italiano all'Università di Betlemme, e se c'è un luogo mitico per noi, che ci piaccia o no, l'abbiamo scelto o no, siamo tutti quanti cattolici comunque, almeno così di cultura, e Betlemme insomma evoca una storia molto bella, molto dolce, così, in qualunque modo la vogliamo valutare. E quindi vogliamo farci raccontare un pochino da Edoardo la Betlemme di oggi. Purtroppo la Betlemme di oggi è desolatamente vuota, è molto triste. Il motivo ovviamente è quello della guerra di Gaza, e la Palestina rimane ancora sostanzialmente chiusa, quindi è molto difficile per chi abita a Gerusalemme andare in Palestina, quindi raggiungere Betlemme, che è solo a 8 chilometri insomma da Gerusalemme, quindi sarebbe appena al di là del muro. Ecco, perché sapete che c'è il famoso muro che divide, che è cominciato a costruire nel 2002, e che divide la Palestina, la Cisgiordania da Israele, o meglio dalla parte che Israele ha fatto propria dopo la guerra del 67. E quindi adesso, con le restrizioni che ci sono, già a partire dal giorno dopo dell'inizio della guerra, cioè già dall'8, tutti i checkpoint sono stati chiusi. Poi progressivamente ci sono state delle riaperture, molto spesso sono riaperture orarie, per cui è possibile entrare o uscire in uno slot temporaneo piuttosto breve, ma Betlemme è abbastanza sfortunata in questo, perché rispetto al nord del paese, per esempio per me che abito a Gerusalemme, è tutto sommato non particolarmente problematico raggiungere Ramallah, che è a nord, mentre per andare a Betlemme ci sono limiti orari molto molto stringenti, e soprattutto non posso entrarci in macchina. Quindi ci sono andato proprio stamattina, oggi pomeriggio, e quindi io devo lasciare la macchina fuori in sostanza, e poi entrare, passare la sbarra, che forse si vedrà anche in qualche foto che verrà proiettata, la famosa sbarra gialla che chiude i territori palestinesi, che era rimasta chiusa durante tutto il tempo del Covid e che è stata richiusa adesso. Non solo se la sbarra, dalla foto non si vede perché non ho voluto avvicinarmi troppo, perché ci sono i soldati e non vorrei mai correre dei rischi, però dopo la sbarra ci sono anche dei reticolati, quindi hanno messo i reticolati per terra, da lì si transita soltanto a piedi, si passa così con una certa nonchalance, e di solito non controllano, non dicono niente, si entra a piedi, poi da lì si prende il taxi e si va verso Betlemme, sono altri 4 chilometri almeno. E Betlemme è una città desolatamente vuota, se non ci sono soltanto i locali. In questo periodo Betlemme era veramente brulicante di turisti, tutti gli alberghi pieni, addirittura con difficoltà anche a trovare alloggio a volte per chi voleva essere a Betlemme nel periodo natalizio. Adesso gli alberghi sono chiusi, non c'è nessuno di aperto, ci sono soltanto i locali in giro per il souk, per il mercato. Si arriva nella piazza principale di fronte alla chiesa della Natività, che è sempre stata meravigliosamente illuminata con un albero di Natale gigantesco, con una cerimonia poi di accensione dell'albero che attira sempre tantissima gente, eccetera. Quest'anno, per rispetto alle vittime civili, insomma alle vittime di Gaza, non ci sarà nessuna celebrazione, nessuna, come dire, luminaria, niente di festoso. Non c'è nemmeno l'albero?
non c'è nemmeno l'albero, non c'è Perché nulla. dall'immagine non c'è. No, ma le immagini che vi ho mandato forse si riferiscono all'anno precedente, non c'è niente, proprio non c'è niente, la piazza è desolatamente vuota. E ci sarà una cerimonia domenica, domenica, il giorno prima di Natale, verrà a Betlemme il patriarca della Chiesa Latina, che è recente cardinale, Monsignor Giovan Battista Pizzaballa, e verrà a concelebrare a Betlemme, e poi ci sarà una specie di riunione, come dire, in cui parlerà alla gente nella piazza principale, ma non sono previste le bande, non sono previste le processioni, non è previsto nulla di gioioso. Si entra nella chiesa, anche questa desolatamente vuota, ci sono stato proprio oggi. Di solito per entrare e anche per scendere sotto dove c'è la grotta della Natività, o almeno secondo la tradizione il luogo dove sarebbe nato Gesù, di solito lì bisogna sgomitare e fare anche la fila, che potrebbe durare anche 20, 30, 40 minuti, dipende da quante persone ci sono. E oggi sono entrato e non c'era nessuno, e quindi forse da questo punto di vista, ecco, il posto diventa anche, come dire, spiritualmente, ecco, più significativo, però permane questa tristezza di fondo che non si può ignorare. Certo, e tra l'altro voglio ricordare che ringraziamo Edoardo per il servizio fotografico che ha realizzato per noi e ci fa vedere una Betlemme appunto molto strana, molto vuota. Io mi ricordo tantissimi pellegrini e turisti, e una coda lunghissima per entrare appunto nella Basilica della Natività, questo grandissimo albero, sì, un'atmosfera molto natalizia e che, non so, che ricordava forse anche la nostra infanzia, così, con l'idea di questo Gesù bambino che è nato nella grotta, eccetera. E quindi dalle foto che ci hai mandato e che adesso il nostro valente regista Gianluigi sta mandando in onda, si vede una città vuota. Sì, Quindi pensavamo anche economicamente deve essere... Sì, questo è disastroso. Forse l'unico albero che si vede, adesso io non ho la possibilità di vedere le foto che vengono mostrate, ma l'unico albero che si vede è l'albero che è stato fatto all'interno dell'università dove io insegno, che è un albero che è diventato un albero commemorativo in sostanza. Quindi non ci sono i soliti decori natalizi, ma ci sono delle immagini che ricordano la Palestina e le vittime palestinesi, e di quanti sono morti e stanno tuttora morendo a Gaza. E l'impatto economico è tremendo. Io non so, Betlemme è una città che vive sostanzialmente di turismo, e quindi il fatto stesso che non ci sono i turisti, che si aggiunge al fatto che tutti i giornalieri che passano tutti i giorni la mattina, escono dal checkpoint e vengono a lavorare in Israele, qui a Gerusalemme, adesso non ci sono più, perché tutti i permessi di lavoro sono stati sospesi. Quindi vale a dire che sostanzialmente adesso Betlemme è una città di disoccupati, con evidenti problemi economici. Oggi nella città di Beijallah, che è proprio limitrofa a Betlemme, da dove io devo entrare se voglio andare a Betlemme, si festeggiava San Nicola, per loro è la chiesa di rito greco, insomma, per loro è una festa molto importante, e per loro è tradizione mangiare il pesce oggi. Sono andato con una collega palestinese, dico, andiamo a comprare questo pesce, lo compro anch'io. Siamo andati nel negozio e il negozio veramente era pieno di pesce. Lei mi ha detto gli altri anni non si trova, bisognava prenotarlo prima. Questo è proprio la misura, proprio nella vita quotidiana, del fatto che non ci sono soldi, la gente non ha soldi, quindi non ha la possibilità di acquistare quello che magari in un'altra occasione, in un'altra situazione avrebbe acquistato anche per celebrare per loro una festa importante. Ma quindi Betlemme è sigillata in sostanza? Cioè, sì, ci sono degli accessi, allora c'è un accesso che sarebbe quello pedonale, da cui passano i giornalieri. Quello è stato chiuso e non è mai stato più riaperto. Quindi in sostanza io posso entrare a piedi a Betlemme, ma non uscire a piedi.
perché nemmeno loro possono uscire, ovviamente, perché escono solo se hanno il permesso di lavoro, che sono stati tutti revocati. Poi c'è un altro checkpoint che si trova appunto sopra la collina Beggiala, dove vi ho detto adesso, dove non si può entrare in macchina, però si può passare a piedi lasciando la macchina lì. E poi ce n'è un altro scendendo giù e andando sulla strada che va verso sud e va verso Hebron, facendo circa almeno 15 km, e poi da lì c'è un altro accesso, anche quello a tempo limitato, e si creano a volte degli ingorghi paurosi, perché ovviamente la gente che ha necessità di spostarsi e che comunque deve avere un certo tipo di targa, cioè deve avere la targa israeliana per uscire da là, non si può uscire con la targa palestinese. E quindi i pochi che hanno la targa israeliana poi creano questi ingorghi pazzeschi perché i tempi di transito sono molto limitati. Questo chiaramente penso che quello che si dice, insomma, che è ovvio per tutti, che è uno dei modi che vengono utilizzati per creare disagio. Ecco, non ci sono motivazioni valide, tanto è vero che l'accesso verso nord è aperto. Però, come si deve anche specificare, che all'interno della Cisgiordania stessa non c'è la possibilità per i palestinesi di muoversi da una città all'altra, perché ci sono i posti di blocco e perché ti rimandano indietro. Quindi chi è in una città non è che possa andare in un'altra città della Palestina, deve stare dov'è. Io ho una collega che è andata nel villaggio natale, che si trova a Nablus, che è ancora più a nord rispetto a Ramallah, sopra Gerusalemme quindi, che è andata lì una settimana prima della guerra per visitare i familiari e non ha più potuto rientrare a Betlemme, è rimasta lì perché non può, la bloccano, quindi non la lasciano transitare, non la lasciano tornare a casa. Terribile. Quindi una situazione sì, molto pesante anche dove non si bombardano per il momento le ambulanze e le scuole. No, sono arrivati su qui, Gerusalemme, apparentemente, insomma, la situazione non sembrerebbe un granché pericolosa, piovono molti più razzi su Tel Aviv o comunque nel nord del paese, quelli lanciati da Hezbollah, dal Libano, però c'è stato un allarme razzi venerdì scorso, era già al tramonto, erano le 7:30 di sera, era da qualche giorno che non li sentivamo e era già iniziato Shabbat, quindi la festa ebraica, e sono piovuti questi razzi, alcuni in terreno incolto, alcuni sono stati bloccati dall'Iron Dome, quindi da Hamas, insomma Hamas da Gaza continua a provarci, io non so quali riserve abbiano, con risultati praticamente nulli. Grazie a Dio, perché non è che vogliamo altre vittime, ma dà anche la misura della loro, come dire, scarsa disponibilità anche di risorse belliche rispetto a quelle israeliane. Lanciano dei tubi vecchi, sostanzialmente, e quindi diciamo che hanno l'effetto dei petardi molto spesso, niente più. Quindi è chiaro che creano disagio, che creano paura tra la popolazione israeliana, chi vive negli insediamenti, eccetera, però non è certo paragonabile con la potenza di fuoco di Hamas con quello che sta succedendo a Gaza e con i bombardamenti israeliani. Certo. Come diceva prima la coordinatrice di Amnesty, dove non si rispetta nessuna legge e nessuna regola di guerra che dovrebbero esistere, appunto, come diceva giustamente. E dopo, tra l'altro, abbiamo il solito messaggio registrato di Sami, Sì. Dal sud, appunto, e mi ha colpito tantissimo un passaggio in cui lui dice: siamo stati ingannati, ci hanno detto di andare a sud e noi siamo andati e quindi abbiamo già fatto un grosso sacrificio, ma invece non c'è niente di sicuro, cioè non c'è un'area sicura, insomma. No, non c'è. Poi avrete letto, insomma, che addirittura un luogo che fino ad ora era rimasto tutto sommato abbastanza sicuro, che è la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, c'è una piccolissima, minuscola comunità cristiana cattolica che dipende dal patriarca di Gerusalemme. Un cecchino ha sparato dentro il compound e ha ucciso una donna e la figlia.
Cioè, voglio dire, Sì, chiaramente qui c'è la volontà siamo di al di là di uccidere, ogni... di Sì, uccidere indiscriminatamente sì, sì. in una zona che di per sé non presentava nessun tipo di rischio, non c'erano terroristi né niente, c'erano soltanto dei cristiani che si sono rifugiati lì e che sono stati uccisi, così, giustiziati, ecco. Sì, 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 giustiziati, sì, purtroppo. Questo, tanto per dire, insomma. Ascolta Edoardo, e a Gerusalemme com'è? Perché anche a Gerusalemme, insomma, no, nel periodo delle feste natalizie Sì, sono c'erano andato. tantissimi pellegrini, no, che Sì. venivano... Anche Gerusalemme risente fortemente di questa crisi economica determinata ovviamente dalla chiusura del paese. Sono stato in Città Vecchia domenica scorsa e lì è sempre molto triste, ci sono questi negozi, e il bazar, ci sono anche parecchi negozi aperti, ma desolatamente vuoti, con questi commercianti seduti davanti che in qualche modo ingannano il tempo, ben sapendo che nessuno andrà a comprare niente. Quindi funzionano in sostanza i negozi dove si vendono generi di prima sussistenza perché c'è un mercato locale, ecco. Però tutto l'indotto che era creato dai souvenir, dagli oggetti sacri, religiosi, ricordi, eccetera, eccetera, è completamente bloccato. E quindi, e soprattutto non vediamo per il momento, no? Molte prospettive. Vabbè, stiamo a vedere, questo è un Natale molto triste adesso, sì. Anche per chi sta a guardare, oltre naturalmente per chi vive in prima persona Certo. questa catastrofe. Va bene Edoardo, grazie mille per la disponibilità e senti ancora gli aerei che passano sopra Gerusalemme? Sì, purtroppo sì, perché i bombardamenti continuano, li sento di notte, sì. E Quindi anche si quella... sentono ancora i rombi degli aerei che chiaramente vanno a bombardare. E sono aerei militari perché qui vola ben poco ormai, come sapete. L'aeroporto di Tel Aviv, praticamente gli unici voli sono voli di compagnie israeliane e poche altre compagnie aeree. Qualcuno del Sud America, c'è Emirates, c'è la Qantas australiana, Air Argentina, la TAP Portugal, ma tutte le altre compagnie aeree hanno chiuso per sicurezza, per motivi di sicurezza i voli, non riprenderanno, continuano a rinviare, sembrava che fosse dal 7 di gennaio che potessero riprendere i voli, ma ho visto che in realtà continuano a prorogare la data, non c'è quindi neanche a loro giudizio nessuna prospettiva a breve di una conclusione di questa situazione. Quindi Betlemme è sigillata, però anche Israele, insomma, in questo momento no, sta soffrendo un po' Se la passano male pure loro. una Certo. chiusura, sì. Sì. Va bene Edoardo, grazie mille. Grazie a voi. Noi ti facciamo tanti auguri perché sei anche- in un luogo mitico, bene o male, ecco, e quindi anche se sarà appunto un... Faccio Natale quasi a Betlemme, ma insomma. Sì. Quindi auguri di Natale allora anche. Esatto. Sì. Ecco, va bene. Molte grazie, ma tanti auguri anche a voi e speriamo di risentirci in un'altra occasione con delle notizie buone, Certo, quantomeno assolutamente. migliori di queste, ecco, non vogliamo dire Questo che senz'altro. Non dovrebbe essere troppo difficile, migliore ci di sia questa. qualche spiraglio, ecco, qualche apertura, questo lo sperano tutti, insomma. Certo. Grazie. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Ciao Grazie. Ciao Edoardo. ciao, buone Ciao, ciao. feste. Grazie altrettanto.
Bell di City Bandland con i babbi Natale, e adesso abbiamo il nostro Babbo Natale, abbiamo il nostro re del Natale. Sto cercando la diapositiva che non viene fuori, eccola qua con noi, Daniel Marangongoretti. Ciao Manuel. Daniel. Ciao a tutti. Ciao Daniel, bentornato. Grande confusione. Grazie, ma va benissimo così. Tanto il re del Natale ha tutti i nomi, quindi va bene così. Ma fa anche in realtà. Allora Daniel, questo villaggio di Natale che non è un presepe ma il villaggio di Natale. Esatto, questa di quest'anno è la 9ª edizione e il tema è lo zodiaco. Sì. Posso? Sì, certo. È interessante perché quest'anno ci sono 12 diversi allestimenti per ognuno dei segni, e io mi sono divertito a creare gli allestimenti giocando sui difetti dei segni, non sui pregi. Quindi, spiega bene. perché ad esempio per la Vergine, che è molto puntigliosa, ho preso un segno a caso, quindi questo suo essere così si trasmette nella simmetria perfetta delle perle negli abiti, nella simmetria e nella divisione degli addobbi e dei colori degli addobbi nel suo allestimento, ad esempio, giusto per citarne uno, ecco. Ma quello del Toro è un difetto, quello di mangiare troppo? Allora, io sono del Toro, anch'io, per quello te lo dico. I segni di terra, che sono Capricorno, Toro e Vergine, sono tutti e tre legati al cibo, anche se in maniera diversa, e quindi dove c'è il Toro c'è un'esplosione di dolci, di una tavola imbandita. Esatto. Beh, poi ci sono anche dei segni, anzi c'è un segno che non ha difetti, ed è il segno dei pesci. Allora, io ho 3 pesci in casa, che sono mio padre, mia sorella e mio nipote, e un difetto che loro hanno è sicuramente la non puntualità. E quindi ci sono degli orologi usati sia come addobbi che sia facenti parte dell'allestimento per giocare sul loro essere eterni ritardatari, ad esempio. Però per il resto ovviamente loro sono perfetti, ecco. Bravo, così mi piace. No, ma dici anche degli altri segni, dai, stiamo ascoltando. Allora, uno che mi piace molto è l'Ariete, perché l'Ariete è protetto da Marte, il dio della guerra. L'Ariete è un guerriero, quindi l'abito che ho fatto è grigio armatura, e c'è sopra un ricamo che rappresenta proprio le gocce di sangue cadute in battaglia, che diventa però un ricamo di cristalli molto importante, e con gli stessi cristalli ho decorato le palline grigie che sono abbinate all'allestimento. Questo proprio rappresenta la cura che c'è nel dettaglio. Stiamo parlando di un allestimento di 260 metri quadrati, non è una cosa piccola, però è molto dettagliato. Sì. No, andiamo avanti con la carrellata. Continuo. Allora, un altro molto interessante è il Sagittario, che rappresenta... Io mi sono basato sul libro per sviluppare tutto ciò. Il Sagittario rappresenta il dualismo, la vita e la morte, la semina sui campi e il riposo, e quindi ho giocato con degli alberi e dei fiori artificiali che partono dal bocciolo fino ad arrivare al fiore sfiorito per rappresentare tutto questo concetto, perché in fatalità i colori del Sagittario sono il celeste e il rosa, ed è un continuo rincorrersi di questi colori nei fiori. Sì. Vai? No, volevo dire che tutti i vestiti che trovate, cioè li ha fatti lui pezzo per pezzo, decorazione per decorazione, merletto su merletto, ricamo su ricamo, cioè quando uno lo vede dice bello, ma però guardate dopo tutti i particolari, cioè c'è un lavoro dietro, no, non da poco. Perché... cioè un vestito quanto ti porta via? Ma ad esempio i 2 abiti dei gemelli, che sono uno in giallo e grigio e l'altro in grigio e giallo, solo quelli hanno richiesto quasi 3 mesi di lavoro.
da quanto che visivamente sembrano semplici, però per trasmettere i gemelli sono un segno d'aria, per trasmettere la leggerezza dell'aria ho creato praticamente 2 enormi ventagli di pizzo che vanno a ricoprire l'abito, ma creare 2 ventagli che seguono la forma del corpi, che sono curvi e che stiano dritti, è stato veramente intenso, ecco, come procedimento. E soprattutto per tutti i segni ho creato un pannello per ogni segno di circa 70x70, dove raffiguro il segno come se fosse un mosaico, ma usando bottoni. Quindi Esatto, sì. diventa un pannello materico, perché i bottoni sono messi anche in molti casi inclinati, che danno una profondità e una prospettiva, come se fossero pennellate di colore o tessere appunto di vetro. Sì, sì, è un mosaico fatto con i bottoni che vai a vederlo, insomma, è veramente anche là un lavoro certosino. Anche perché parliamo di bottoni da camicia, ci sono anche bottoni grandi, però è proprio un lavoro di pazienza, veramente. Sì, io non ho messo, scusami, io non ho messo nessuna foto di questo nuovo, perché così la gente va a vederlo, no? Oh, bravo, anche perché è aperto tutti i pomeriggi a Cavaliere Tre Porti dalle 15 alle 19 fino al 14 di gennaio in via Treportina numero 2. Ecco, questo l'ho messo, questi qua li ho messi, queste informazioni. Però insomma sono andato a vederlo l'altro giorno, insomma è veramente bello, interessante, bello, e tanta gente, no, viene finora, no? Veramente. Adesso abbiamo superato con i primi 10 giorni di apertura le 1200 persone, quindi insomma arriva gente anche da lontano. Al momento quelli più lontani sono stati Torino e Milano, ecco, però insomma c'è un bel giro, ecco. Dell'acquario cosa mi dici? L'acquario che fa acqua da tutte le parti. Perché l'acquario è un segno d'aria. Ah, beh, interessante, scusa, perché adesso tu le dici, cioè è interessante, andate a vedere la stanza dell'acquario, che ci sono quelle ventole, quell'effetto di medusa che non so, ma è veramente, sono 4 mi pare, no? Sì, esatto, sono 4. Perché vai. Sull'acquario sono partito dal concetto che gli acquario vivono con finta leggerezza, come se tutto gli scivolasse addosso, ma in realtà non è falsi, insomma. No, diciamo no, parlando tipo della donna dell'acquario, no? Sono tipo quelle, tra virgolette, quelle finte Lolita, no? Un po' quell'atteggiamento alla Marilyn Monroe, come se nulla le curasse. Dopo ci stanno un po' di musica. E io ho ricreato questa finta leggerezza grazie a delle banderuole che nominava Gianluigi, grazie a dei ventilatori che muovono anche i tappeti del manichino, che muovono l'abito, che muovono l'albero di Natale tematico, ed è un contrasto di luci e movimenti veramente interessante. E io volevo chiederti quanto hai studiato prima di realizzare, perché c'è un enorme lavoro di manuale, ma prima c'è anche un grosso lavoro di studio, immagino, no? Allora, la cosa divertente è stata che io sono andato in biblioteca a cercare appunto dei testi sullo zodiaco, che non è facile, perché zodiaco e l'oroscopo non sono la stessa cosa. E la bibliotecaria mi disse, è il 20 di gennaio, mi ricordo questa frase, mi fa, cosa stai già facendo? Quindi io praticamente da gennaio a marzo ho studiato e ho proprio creato delle schede per ogni segno, evidenziando dei punti focali, delle persone famose nate di quel segno, per crearmi uno schema. E dopo da marzo ho iniziato a buttare giù tutto quanto un progetto, a cercare i materiali, a fare gli abiti, eccetera eccetera, fino ad arrivare a fare 28 giorni di allestimento al 90% io da solo, per un totale di circa 450 ore. Complimenti, Dani, perché sì, devo dire che quando si apre Facebook ogni tanto compare un post di Dani che dice cerco delle cose completamente assurde che tu non pensi neanche che esistano. Ma la cosa divertente è che la gente gli risponde, dice ce l'ho io. Esatto, perché come dico sempre io, a modo mio, sfrutto le persone, no, in realtà io vivo molto di riciclo del materiale,
e a volte ci sono persone che hanno a casa cose che tutti tra virgolette hanno ma che non usano, al quale io riesco a destinare una nuova vita. Ecco, come hai dato una nuova luce alla luna che l'hai costruita con dei pezzi di riciclo dello scorso anno, del villaggio dello scorso anno. Vedi, ho studiato Parliamo anch'io. di una luna alta 3 metri, cioè, e sullo spicchio di luna c'è un manichino, quindi vuol dire che una persona ci può stare in piedi all'interno da quanto grande è, e però è fatta tutta con materiale appunto che è lo scarto della produzione del villaggio dello scorso anno. Bello. Sì. Complimenti, io la prima volta che l'ho vista è stato l'anno scorso Sì. e era veramente affascinata e quindi senz'altro insomma Ecco, diciamo ecco, che quindi anche sì, scusa, la parte del villaggio che lo scorso anno si rivedeva tutto assieme, quest'anno lo si può vedere ancora meglio perché è pianificato tutto su una stanza, no? Se non sbaglio, Daniele, e quindi anche tutte quelle, perché il villaggio delle casettine è sempre quello, forse c'è qualche pezzo nuovo, ma C'è più o qualcosa di meno nuovo, esatto, che è bello ricercare e ritrovare. E però questa volta lo si può vedere bene con tutti i suoi particolari che ci sono, ogni casetta, ogni fabbrica, ogni pezzo ha la sua il suo spazio. Esatto. Infatti quest'anno l'allestimento totale è di 60 metri quadrati in più rispetto allo scorso anno, quindi c'è proprio uno spazio maggiore per ogni cosa ed è strutturato in 4 stanze più l'entrata, mentre lo scorso anno era una unica stanza grande. Quindi è veramente diversissimo. Daniel, per chi non può venire a cavallino perché si trova dall'altra parte del pianeta, stai zitto Luigi. Cosa può fare? Anche dopo Natale può vedere qualcosa? Allora, sicuramente aiuta a seguire i miei profili social, sia su Facebook che Instagram, che sono il Re del Natale, dove là ci sono foto, filmati sia delle edizioni in corso che di quelle passate, e questo aiuta. Se poi qualcuno ha maniera comunque di avvicinarsi, restando aperto fino al 14 di gennaio, insomma c'è ancora un po' di tempo per visitarlo, ecco. Però capisco che non è semplice per tutti. Abbiamo anche lo speciale fatto da noi lo scorso anno, visibile nuovamente su YouTube, sul canale di Radio Nostra, che insomma dura una bella oretta, mezz'oretta, 40 minuti, insomma si può vedere bene quello dello scorso anno. Quelle meraviglie, sì. Esatto. E quest'anno lo farete anche quest'anno, dai, se no facciamo. Magari però lo mettiamo alla fine, insomma, perché Ma dopo, certo. Cosa volevo dire? Un'altra cosa interessante è contare gli alberi di Natale che sono abbelliti. Cioè, io in casa abbiamo abbellito un alberello tisico di circa 1 metro, 1 metro e mezzo. Cioè, andate, contate quanti alberi che ci sono allestiti. Allora, se ho contato bene, sono 23 quest'anno. Aiuto! Dei quali una new entry che è 3,40 metri di un albero bianco, che già quello senza addobbi pesa 60 kg. Quindi già quando uno la mattina monta quell'albero là dice, beh, io per oggi sarei anche già a posto con l'attività fisica. C'è anche l'albero rovescio. Sì, quello è immancabile. Esatto. E quello è l'albero dei pesci, tra l'altro, quest'anno. Perché Perché è perfetto così. Perché avendolo addobbato con dei pesci, essendo l'albero fatto al contrario, quindi parte largo e finisce stretto, i pesci appesi sembra proprio che stiano nuotando nel mare. Visivamente rende molto. Bello, complimenti. Non so da dove le tiri fuori tutte queste. Però. Questa è una bella domanda che tanti mi fanno. Ma la lasciamo come domanda. Esatto. Va bene. Diciamo che le idee arrivano da sole e io sento realmente il bisogno di creare, non potrei fare a meno. Ecco. E sulla creatività non abbiamo dubbi, perché quando si vanno a vedere questi lavori di Daniel uno rimane veramente
ammirato. Beh, io sto già lavorando al Natale 2024 comunque. Vabbè, ma sì, questo si sapeva già. Questa mattina ero a Mogliano a prendere materiale appunto per il prossimo Natale, che sto già iniziando a fare qualcosina. Che non si perde tempo mai. Certo. Va bene, allora il villaggio di Natale, apertura l'8 dicembre che c'è stata, è aperto fino al 14 gennaio 2024, tutti i giorni dalle 15 alle 19, e poi se c'è qualche gruppo che vuole venire magari la mattina alle scuole, cose anziane, può chiamarti trovate il contatto su Facebook o Instagram e dopo lui apre le porte, il Re del Natale apre le porte a tutti, no? Assolutamente. Bene, poi se andate che dite abbiamo sentito l'intervista di Radio Nostra, vi dà anche un dolcetto. Ma non si può dire sempre se siete nella lista di bambini buoni, bambini di qualsiasi età. Evviva! Un Natale tira l'altro, allora. Esatto. Sicuramente. Perché io faccio i pasticceri come lavoro, quindi il dolce è immancabile. Va bene, grazie Daniel, e niente, insomma. Grazie al Re del Natale. Quindi un bel augurio. Veniamo a trovarti i prossimi giorni. Sì, io vi aspetto, e l'augurio che secondo me è più adatto per tutti è di vivere con sentimento. Veramente. Bravo. Bene. Grazie, e altrettanto. Grazie. Buon Natale. Ma a Natale sei aperto? Sì. Ovvio. Se non è aperto a Natale, il villaggio di Natale. Va bene. Grazie mille Daniel, ci sentiamo, voi, ti veniamo a trovare nuovamente. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's a lovely weather for the sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's a lovely weather for the sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. Guy running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold your hand. You're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice, rosy and comfy, cozy our way. We're snuggling up together like two birds on a feather would be. Let's take the roll before us, a single chorus or two. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, let's go. Let's look at the show. We're running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice, rosy and comfy, cozy our way. We're snuggled up together like a bird on a feather would be. Let's take the throne before us, a single chorus or two. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you.
Bene, CT Benderend che augura buon Natale a tutti con le sue musiche, e torniamo come sempre con i nostri messaggi in bottiglia da Gaza, da parte di Sami. E Rossella, direi di mandare il primo che ce l'ha inviato un paio di giorni fa, perché poi sono sparite di nuovo le linee, quindi Esatto. adesso non c'è più comunicazione con Gaza, né telefono né internet, e quindi questo messaggio è di 2 giorni fa. Bene, lo manderei subito. E ancora qui sono stato a Rafah, sono con la mia famiglia, ho fatto tanti giri, c'è tanta gente, praticamente le vedo, sono ancora senza tetto, senza casa, girano delle strade, non sanno cosa fare, sono scappati da Khan Yunis, da Gaza City, dal nord e tutto. Ora la situazione sembra gravissima, ci sono un numero delle morti altissimo, è arrivato a quasi 19.000 persone, più di 50.000 persone praticamente sono ferite, siamo più diciamo il 70% della popolazione di Gaza è rimasta senza casa, perché stanno fuori, perché hanno abbandonato la casa e tutto quanto, situazioni grave. Ci sono l'UNRWA praticamente non sta facendo il suo lavoro come deve, nemmeno la Croce Rossa, nemmeno l'altra organizzazione internazionale, perché a loro nessuno muove praticamente le paramenti, perché hanno bisogno sempre dei permessi di Israele non ci danno loro permessi di muoversi tutte quante. E qui paga soltanto noi questo prezzo altissimo della guerra, e più di noi, quelli grandi, pagano anche i bambini, perché stanno soffrendo di fame, di diarrea, di malattia di pelle, malattie respiratorie, tutto quanto. Una situazione più passano i giorni, più diventano praticamente più difficili, perché questa non è una guerra, questa è praticamente una pulizia etnica o praticamente uno sterminio del popolo di Gaza, e tutto il mondo praticamente non possiamo praticamente più credere niente al mondo, perché tutto il mondo non riesce a fermarsi un matto che con le Netanyahu sta ammazzando tutto il popolo palestinese, perché vuol dire non c'è giustizia, non c'è diritto umano, non c'è niente. Affinché rimane così il mondo praticamente non si cambia niente, perché c'è questo, e praticamente con il momento poi non si più praticamente, perché si sta creata anche le Nazioni Unite, tutti questi consigli di sicurezza, bene niente, perché soltanto per fare ordine a quelli più forti. Israele praticamente non è il più forte, però ci dà supporto l'America, usa sempre il veto, e così tutti i giorni che si passa la guerra praticamente si crea odio verso il mondo, praticamente non solo da noi palestinesi, anche tutto il mondo arabo, praticamente il mondo islamico diventa praticamente odio, perché non si finisce la guerra sarà praticamente a tante situazioni saranno più gravissime. Questo è il primo messaggio di 2 o 3 giorni fa. Ora abbiamo il secondo messaggio, che questo è arrivato Rossella oggi. Mi sono un po' persa. Più o meno sì, dovrebbe essere arrivato oggi o ieri questo messaggio, il secondo che abbiamo, e lo manderei subito adesso. La situazione ancora dentro Gaza diventa ancora più drammatica, soprattutto per tutta la gente che sono sfollati. È stato praticamente un inganno grandissimo, una trappola per tutta la popolazione della striscia di Gaza, quando Israele ha chiesto loro di andarsi verso il sud. E tutte praticamente questa gente stanno soffrendo, soprattutto perché qui al sud ci manca tutto, mancano tutti i servizi, sia servizi igienici, acqua, manca forniture, mancano bagni, manca tutto, la gente stanno per la strada, ognuno ci ha fatto praticamente ha comprato un telo di plastica con 4 assi di legno, ce l'hanno fatto le tende, e le tende non lo proteggono nemmeno del freddo, nemmeno dalla pioggia, e soprattutto ora a Gaza la clima c'è il sole, e quando c'è la mattina è il sole tutto il giorno fino
a pomeriggio diventa dentro una sauna, comincia a bollire tutto, anche la testa delle gente. Situazione gravissima e soprattutto i bombardamenti non sono mai fermati. C'è stata anche, per esempio, ci sono il numero praticamente secondo i dati dal Ministero della Sanità, tutti quelli che sono morti, tutti quanti, 45% dalla sfollati sono praticamente tra questi morti e tra queste vittime. Vuol dire praticamente che ancora Israele chiede alla gente di alzarsi ai posti più sicuri, però nel stesso modo li mandano praticamente a morire, mandano al cimitero. Siamo soprattutto praticamente qui a Gaza, al sud. Sono stato lì alla clinica dell'UNRWA, le uniche cliniche che esistono. Ci sono praticamente una fila grandissima di gente che stanno praticamente per accedere al servizio sanitario, al servizio medico. Tra di loro ci sono la maggioranza sono i bambini, soprattutto perché tra i bambini sono cominciate praticamente l'epidemia, soprattutto tante praticamente ci sono sopravviventi, quelli toccano pelle praticamente tutte quante e la gente non ce la fa più, ci sono tante praticamente infezioni intestinali, ci sono tante malattie respiratorie, ci sono praticamente per la mancanza di igiene personale, perché non c'è l'acqua e l'acqua è praticamente una cosa fondamentale per l'igiene, e anche qui ci sono mancatissimo praticamente, ci sono qualche beneficiario che è riuscito praticamente, un donatore privato soprattutto, che gente che hanno soldi hanno creato di qualche bagno praticamente per la gente, però una zona dove ci sono più di 100.000 sfollati ci sono soltanto 6 bagni, 3 per le donne e 3 per gli uomini. È una zona ancora più drammatica, soprattutto praticamente in tutta la striscia di Gaza. Gli unici ospedali che sono rimasti funzionanti sono gli unici praticamente sono 3, 2 stanno a Khan Yunis, uno sta a Rafah, e praticamente perché tutti quelli che stanno a nord sono a Gaza sono usciti fuori servizio perché Israele ha bloccato le strade intorno a tutti gli ospedali. E ieri praticamente soprattutto perché negli ospedali a Deir el-Balah, al centro della striscia di Gaza, non ce la fa più a accogliere i malati, hanno aperto un'altra vicino, una scuola privata praticamente per cogliere tutti i malati che cominciano a dare a loro un servizio. Stiamo praticamente, le situazioni stanno peggiorando e tutto praticamente sta peggio per tutta questa gente, e questa ora è la situazione a Gaza dopo 72 giorni di guerra continua e non ce la va. Poi c'è la gente, quelli che muore di bombardamenti muore di fame, praticamente ora sto in un campo di quelli sfollati vicino a un magazzino dell'UNRWA e ci sono migliaia della gente, praticamente uno lotta per avere una bottiglia di acqua, quello litiga con l'UNRWA che gli cedevano chiede l'acqua, non ce li danno perché hanno magazzini chiusi e sigillati dentro, però dentro sono riuscito a entrarsi anche dentro 3 giorni fa, dentro ci sono tutti i benesseri del mondo, ci sono tante cose, però loro non lo fanno queste distribuzioni, ci sono migliaia di cartoni di acqua praticamente sulla terra per aria, ci sono tante tende ma non ce la fanno distribuzione delle tende nemmeno con l'acqua, col genere alimentare che ce l'hanno, c'è loro è praticamente un fallimento totale perché sono tutti corrotti soprattutto, e peggio di loro anche la Croce Rossa ce la lasciano la gente insanguire fino alla morte, e nessuno non posso coordinarsi per Israele per solvere quella o salvare una vita umana. Stiamo praticamente qui a Gaza, che praticamente non è sì, prima sempre è stato un cielo, è stato un prigione aperto al cielo, però ora è diventato un prigione anche un cimitero aperto al cielo, e tutto il mondo sta guardando, nessuno praticamente alza dito per dire basta agli Stati Israele fermare, soprattutto anche l'America che dà tutto l'appoggio all'Israele, dicono a loro ci avete ancora il tempo tutto per ammazzare i palestinesi.
e dicono tutti i giorni che abbiamo ucciso comandanti di Hamas, tutti quanti, ma quanti comandanti ci sono? Perché quelli sono uccisi sono i bambini, mica i bambini, le donne sono questi comandanti. Quelli praticamente sono il bersaglio dello Stato di Israele. Bene, abbiamo sentito anche questo secondo messaggio di 2 giorni di ieri o dell'altro ieri e vabbè, ormai la situazione è sempre drammatica. Che dire, cioè, lo scorso Natale che si diceva speriamo che le guerre finiscano, c'era una guerra solo. Questo Natale ce ne sono 2 di importanti, perché di altre guerre ce ne sono sempre in giro per il mondo. Purtroppo ce ne sono parecchie in giro per il mondo, esatto. Sì, non se ne parla. E non so il prossimo Natale quante guerre ce ne saranno. Vabbè. Speriamo 0, dai. Contrasta un po', no? L'atmosfera natalizia, anche il desiderio di un momento di serenità con queste immagini che ci arrivano. Sì. E ne arrivano poche, ecco, perché rispetto a quello che succede comunque arriva poco. Va bene, dai, questa è l'ultima puntata prima del Natale, ci sentiremo, seguite il canale, anzi iscrivetevi poi quando ascoltate su YouTube, iscrivetevi sul canale di YouTube, che così appena esce la puntata nuova vi viene subito il messaggino, nuova puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Bene. Ci sentiamo il nuovo anno. Comunque. Avete ascoltato il Giro del Mondo in 80 giorni. Quindi buone a cura feste, di Radio Nostra, buon Natale a studio, tutti, Rossella, augurissimi Gianluigi e Remo e Omar. incrociamo Una le dita che produzione le cose vadano dell'Associazione meglio. La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno anche l'anno prossimo. Esatto. Bene, buone feste, faremo uno speciale di Daniel verso all'anno nuovo e via, seguiteci e ascoltate anche le altre puntate se vi siete persi le altre puntate dei martedì scorsi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Gianluigi, ciao Ciao, ciao.